Amici bellini, facciamo questo video un pochino particolare, strano, va fatto tutti gli anni, non c'è niente da fare, anche per riderci sopra a fine anno, l'abbiamo fatto l'anno scorso, è stato divertente fare la reaction al mio stesso video, per capire se si può intuire, ma serve solamente un po' di mazzo per prendere certe cose, un po' come il fantacalcio, no? Quindi cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, prima di tutto benvenuto Ciro Donofrio, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, io sono Valerio Fluido da New York, saluto il mio cantante e amico Brian Rips con il quale ieri abbiamo fatto rock and roll assoluto, chi mi segue su Instagram Valerio Fluido lo sa perché ho postato un paio di storie e ne posterò altre in questi giorni, ma io quasi quasi me la tolgo e mi levo un altro sfizio, aspettate un secondo, è 1 e 2. Ah, è 3, eccoci qua. Allora, vi spiego il perché questa mi mancava, perché questa è particolare, perché questa è dell'anno scorso, ma alla fine serviva a farlo. Poi ci sono molti particolari, perché la differenza quest'anno è che sono molto semplici, al limite del banale, però qualcuno ha detto meglio semplici, perché poi giustamente... trovate queste magliette e troverete anche quelle là a breve, mi faranno sapere sul sito calciostore24.com. ovviamente vedete rilievo che c'erano all'epoca, vedete tutti questi bordini, queste cose, il colore effettivamente, e ho fatto una cosa che di solito non faccio mai, leggete. È un po' un auspicio che il ragazzo quest'anno veramente senza problematiche, magari possiamo sventolare questa maglietta più volte, Osimè, e se lasciate il codice sconto 1926 avete un ulteriore sconto, lo sapete, conviene tenere sempre un occhio perché a breve usciranno i nuovi articoli, Emporio Armani 7, diciamo, Emporio Armani, ma comunque. Andiamo a fare questa classifica perché è roba difficile, è roba complicatissima, e come sapete io amo sempre farlo in maniera diversa, e andiamo a braccio, signori miei, facciamo l'ambrabam, e su questo campo cercheremo di mettere, c'è un di più che, ecco, cercheremo di mettere i giocatori, cioè le squadre come se fossero giocatori, li mettiamo 4-2-3-1, ovviamente i 4 attaccanti saranno quelli che vinceranno scudetto e andranno in Champions, questi 2 a centrocampo si giocheranno quell'Europa League eccetera eccetera, e poi sulle fasce mettiamo una sorpresa e una delusione, e gli ultimi 3 ovviamente purtroppo, portiere e 2 difensori centrali, saranno quelli che retrocederanno senza dubbio. E partiamo col portiere, quindi quella che secondo me è meno attrezzata per rimanere in Serie A, e anche un pochino per auspicarmi, visto che la prima partita è quella che è, e speriamo di cominciare noi con una vittoria, io ci metto il Venezia. Bella maglietta, i ragazzi, il marketing tutto a posto, però mettiamo il Venezia qui perché abbiamo saputo un pochino abbiamo visto un pochino la Coppa Italia, non hanno convinto moltissimo, ovviamente l'inizio, ovviamente il mercato non è finito, tutto questo lascia un po' il tempo che trova, ma tra pochissimo io vado a intervistare anche Alessandro Catto, che di Venezia ne conosce tantissimo, e domani uscirà un approfondimento ancora più specifico per il prepartita, per la vigilia di Napoli-Venezia. Nel frattempo mettiamoli là che magari non lo so, è una controsuperstizione, non lo so, scaramanzia, non lo so. Le altre due, signori, qua c'è il dubbio, resta ovviamente. Metterei lo Spezia perché l'anno scorso tutti hanno detto che il valore aggiunto dello Spezia era il suo allenatore, che è volato verso la Fiorentina. dato che non è che hanno cambiato tantissimo la situazione, ovviamente do uno sguardo, ma non è che hanno fatto acquisti straordinari. Arriva Thiago Motta in panchina, che può essere sempre un rischio, il ragazzo ha delle idee particolari, però insomma Zola, Verde restano, Maggiore, poi c'è un terzino nuovo, Amian, Nicolau in difesa, Kovalenko, Colle, insomma dai nomi sulla carta non sono convintissimo, e
dobbiamo poi scegliere la terza, e sinceramente io qui resto col 3 dubbietti. Una è l'Empoli, formazione tipo, insomma hanno cambiato parecchio, hanno preso Luperto, il che non è proprio molto a suo favore. Luperto mi perdonerà, ma sinceramente perché semplicemente perché l'anno scorso il Crotone è rovinato back in Serie B. Poi c'è la Salernitana che compra Simi, ma avere Simi non significa, perché vediamo sempre la situazione del Crotone, e il Cagliari. Era una questione che comunque cambia poco, ancora Pavoletti, così c'è giusto Strottman al centrocampo. Per una questione di sud-nord mettiamoci l'Empoli, ma insomma vale quello che vale, ragazzi, qua questo è giusto per ridere per la prossima, per quando finirà il campionato, e ci rideremo su. Poi ci saranno una serie di squadre che staranno lì, che se la giocheranno, la solita Sampdoria, la solita Udinese, il Genoa, insomma squadre che staranno lì galleggiando, perché c'è una spaccatura in Serie A, bisogna ammetterlo. Ma vediamo quale può essere la sorpresa. La sorpresa la mettiamo a sinistra, perché noi speriamo in una sorpresa anche sulla fascia sinistra, e la delusione sulla fascia destra. La sorpresa per me potrebbe essere, guardando un pochino quello che insomma sono le situazioni eccetera eccetera, io dico che il Verona, nonostante abbia perso Juric, la formazione tipo è ancora interessante, non hanno cambiato moltissimo, hanno giusto messo Montipò in porta, che non so nemmeno se sarà titolare, ma è il Napoli-Verona, insomma, quindi il Verona potrebbe essere una sorpresa con il rilancio di Di Francesco. La buttiamo lì così, perché no? Napoli-Verona. E parlando ovviamente di Di Francesco, quella che potrebbe essere poi una squadra che potrebbe deludere, perché di solito sono sempre una sorpresa, però non è detto, io ci metto il Sassuolo, anche per una questione di, capite, vi siete venduti Locatelli senza prendere una lira, meritereste probabilmente senza De Zerbi di essere una sorpresa in negativo. Sì, mi sbilancio, ma qual è il problema? Tanto questo è per ridere, e le mettiamo qua. Ovviamente queste due squadre in queste due squadre, quelle sono 7, ragazzi, le sorelle che si lottano, che se la giocano per la Champions e per lo scudetto, e una resta fuori, e quindi noi dobbiamo decidere tra Lazio, Roma, Napoli, Atalanta, Milan, Inter, Juventus, quale resta fuori da tutte qua. È difficilissimo, però nel momento in cui ci sono dei dubbietti, io qua ci comincio a mettere la Roma, perché hanno fatto mercato. La Roma potrebbe anche essere lì tra le prime 4, ma ci comincio a mettere la Roma qui, e per una questione pure di speranza, è un misto tra speranza, perché altrimenti andiamo a 1001 notte. Io qua ci voglio mettere il Milan, semplicemente perché altrimenti se ci metto la Lazio, il Milan poi deve andare sopra, e se la Lazio rimaniamo fuori noi. Quindi voglio lasciare fuori la Lazio, che potrebbe anche essere a questo punto la sorpresa in negativo, semplicemente perché ancora non è chiarissimo come Sarri vorrà sviluppare il sarrismo nella Lazio, che ancora si deve chiedere se resterà con Correa, se in attacco Immobile riesce a fare il discorso del falso 9, insomma di un attaccante che Sarri deve sviluppare. È complicata. Il Milan ha delle certezze che sono certezze della semplicità tattica. Hanno aggiunto Giroud, che mi sembra in forma in questo momento, il resto bene o male lo conosciamo. Se Ibra torna comunque potrebbe essere importante. Mettiamo queste due squadre qua. Dopodiché, per una questione mia personale di amore, fammi mettere il Napoli qua, il Milan un'altra volta, fammi mettere il Napoli qua al numero 10, fascia destra, anzi lo mettiamo qua, lo mettiamo a fascia sinistra, sperando che perché Insigne è tutta la situazione, ragazzi. Insigne vale tutta la situazione, perché ancora si continua a dire che l'Inter se lo vuole prendere subito. Io non ci credo, però sarà tutto
tutto l'anno così, quindi noi dobbiamo stare sempre, capito, un po' a difesa dei nostri colori, non ci dobbiamo far prendere dal panico. Speriamo bene, un po' di mazzo, speriamo che con un po' di mazzo, senza infortuni, questa squadra può andare avanti il più possibile. E dall'altra parte io ci metterei, l'avete immaginato, l'Atalanta, che qualche giocatore l'ha venduto, qualche giocatore chiave, Romero insomma è un giocatore chiave, però prendono Ginziti, però restano con attaccanti importanti, Gosens l'hanno mantenuto, insomma la squadra di Gasperini non può essere non essere considerata per le prime 4, e qui abbiamo, ragazzi, chi vince lo scudetto e chi arriva subito secondo se la giocano per me l'Inter e la Juventus. Perché? Perché l'Inter ovviamente viene da favorita, deve essere la favorita perché hanno vinto l'anno scorso, però perdendo Conte, perdendo Hakimi, perdendo Lukaku, qualcosa lo perdono ovviamente. La Juventus aveva un'ottima squadra l'anno scorso, ce l'ha anche quest'anno e questo non c'è dubbio. Hanno messo un tassello importante a centrocampo che potrebbe risolvere dei problemi, e quando ritorna Allegri tu devi per forza metterli tra i favoriti, perché sa come sviluppare gioco per gli specialisti. Non è un gioco entusiasmante, però per gli specialisti potrebbe fare la differenza, e quindi le giocate di Chiesa, di Dybala, insomma lo sapete come funziona, e quindi ci mettiamo la Juventus favorita con l'Inter subito dopo, perché comunque l'Inter ha sostituito il terzino destro con questo Dumfries, che ognuno chiama in qualsiasi modo. Si deve capire insomma Dzeko che tipo di impatto avrà, comunque un attaccante di primo livello, pare che ancora stiano facendo mercato, Thuram, Correa, lo stesso Insigne, dobbiamo capire. Però la squadra è solida, la squadra resta solidissima, perché la difesa non si è mossa, perché il centrocampo è quello che è, il centrocampo forse tra i migliori in Italia secondo me in questo momento, e quindi questa è la situazione. Ovviamente voi potete farmi sapere la vostra, è complicato, questi due, uno sale, uno scende, è difficile fare delle previsioni adesso, ma bisogna farle prima che si cominci. Però poi si comincia, domani si cominciano le prime partite e il mercato non è ancora chiuso, e ci sono le ultime bombe di mercato, gli ultimi colpi. Il Napoli credo di no. Il Napoli, su Emerson Palmieri ho avuto ragione io, diciamolo subito che su Emerson Palmieri ho avuto ragione, che non ci ho mai creduto più di tanto a quell'operazione, e adesso sento uccellini, sento notizie che dicono ma il Napoli non è più una priorità il terzino sinistro. Grazie, l'avevamo detto penso un paio di settimane fa come minimo, che il Napoli non ci pensava, che sta facendo di necessità virtù sulla sinistra, e al massimo si può pensare ad un mediano. Sento che Basic va alla Lazio, sento che altre squadre insomma stanno cercando gli ultimi colpi. Il Napoli è complicato, ragazzi, se non esce qualcuno è complicato anche farli uscire in questo momento, quindi probabilmente speriamo in un po' di mazzo, di pochi infortuni e della sveglia improvvisa di Fabian Ruiz, perché ci potrà tornare utile. E domani siamo già in prepartita, siamo già in vigilia per Napoli-Venezia, che è l'unica cosa che conta in questo momento da New York. Valerio Fluido è tutto, ho fatto un bel macello, ho lasciato fuori la Lazio, lo so, speriamo, perché se poi Sarri finisce davanti a noi è una tragedia. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.